non ho il Green Pass perché appunto mi risulta una sola dose. Si è definita un'esodata del Green Pass. Il suo caso però non è isolato. Come lei, molti altri insegnanti che hanno eseguito la prima dose di vaccinazione in Veneto e la seconda in un'altra regione, quella natia, durante il periodo estivo. La loro certificazione però, nonostante la copertura vaccinale, non è valida e per questo motivo non sono potuti entrare in classe da lunedì. Ho un certificato cartaceo, va bene, dove viene appunto detto che ho fatto il vaccino il giorno tot in una regione e la seconda dose in un'altra regione. Cioè, se io esibisco quello, non è cioè, è la stessa cosa. Un caso il suo, come quello di altri, che probabilmente si è incagliato nelle maglie della burocrazia. Non è ancora dato sapere che cosa sia accaduto. Dopo decine di mail e telefonate, la nostra professoressa non ha ricevuto garanzie né sui modi né sui tempi di soluzione della questione. Non ho risposte, nel senso sì, abbiamo preso in considerazione la sua, stiamo procedendo, è colpa della Regione Sicilia, no, è colpa della Regione Veneto, cioè, ma in fin dei conti eh, se io do tessera sanitaria e tutto, in quel momento lì, quando si entra nel sistema con la mia tessera sanitaria, doveva tranquillamente venire fuori che ho fatto la prima dose in Veneto e che io non sto accusando nessuno, per carità, però voglio dire, non si può lasciare privare le persone del lavoro e della propria libertà. A risponderle oggi è direttamente il direttore dell'ULSS, Francesco Benazzi, che conferma che il suo caso non è l'unico. Se nella regione di appartenenza o nella regione dove sono stati in vacanza la regione non ha registrato il dato, è chiaro che si fa fatica, però noi possiamo contattare la regione e chiedere appunto di fornirci questo. Quindi consiglio di scrivere o direzione punto generale @, in modo che noi intercettiamo questa cosa e poi ci attiviamo come abbiamo già fatto per altri, oppure direttamente al Dipartimento di Prevenzione di Treviso.